Nel principio non c'era niente. Niente, oltre al silenzio di tenebre senza fine. Ma il Creatore soffiò sul grande vuoto e sussurrò: sia fatta la luce. E la luce fu fatta, ed era buono. Il primo giorno così la luce informe cominciò a prendere sostanza e forma. Nel secondo giorno il nostro mondo sorse, la nostra bella e fragile casa, e una grande e calorosa luce nutriva i suoi giorni, e una luce minore riempiva le notti. Fu creato l'oggi e il domani e il giorno successivo. E le acque del mondo si unirono, e in mezzo a loro comparve la terra. Un altro giorno passò, e dalla terra iniziarono a nascere cose. Un tappeto verde si estese su tutta la creazione, e anche le acque si riempirono di vita, grandi creature dalla profondità che oggi non esistono più, una vastità di pesci, alcuni dei quali ancora oggi nuotano in questi mari. E presto il cielo fu ripieno di uccelli, e fu sera e fu mattina. Il quinto giorno adesso il mondo intero era ripieno di esseri viventi che strisciavano e camminavano sulla terra, e questo era buono. Era tutto buono, c'era luce, aria, acqua e terra, era tutto pulito e preservato. C'erano piante, pesci, animali, alberi, ognuno secondo la sua specie. Tutto faceva parte di un tutto più grande, ogni cosa era al suo posto, tutto era equilibrato, il paradiso, una grande gioia nelle mani del Creatore. E allora il Creatore fece l'uomo e al suo lato la donna, padre e madre di tutti noi, e diede a loro una scelta: seguire le tentazioni delle tenebre o preservare le benedizioni della luce. E loro mangiarono il frutto proibito. La loro innocenza fu estinta. E così da Adamo il peccato fu tra di noi, fratello contro fratello, nazione contro nazione, l'uomo contro la creazione. Ci siamo uccisi gli uni gli altri, abbiamo diviso il mondo, questo abbiamo fatto. L'uomo ha fatto questo, tutto ciò che era bello, tutto ciò che era buono, noi lo abbiamo distrutto. Dall'inizio del tempo, il Dio creator, prima che tutto esistesse, nel buio più profondo, tua voce echeggiò, nel caos la luce esiste. E al tuo parlare a 100 miliardi di stelle brillano, con il tuo soffio nascono i pianeti, se le stelle ti adorano anche io. Vedo il tuo cuore nella creazione, ogni stella il tuo segno del perdono. Se la natura ti loda, anche io.
confidente, sei sempre fedele, la tua parola è verità. E quando tu parli, la vita e scienza seguono il tuo suono. E al tuo parlare a 100 miliardi di essere vite dai, si formano al fluire del tuo soffio, si rivelano la tua gloria. Anche io vedo il tuo amore in ogni tuo parlare, ogni ciel dipinto un quadro da creare. Se la creazione ti segue, anche io, anche io, anche io, anche io. Se le stelle ti adorano, anche io. Se le montagne si prostrano, anche io. Se le onde ti invocano, anche io. E se tutto esiste per esaltarti, anche io. Se il vento ti obbedisce, anche io. Se le rocce ti lodano, anche io. E se tutto questo non ti basterà, 100 milioni di volte ancora io canterò. Il tempo passò e per 400 anni Dio rimase in silenzio. Le profezie dell'Antico Testamento dicevano che il Messia sarebbe venuto nel tempo giusto, nel tempo stabilito fin dalla fondazione del mondo. E dopo 400 anni di silenzio, finalmente il gran giorno era arrivato. Dio aveva inviato il suo angelo Gabriele in una piccola città di Galilea per parlare con una vergine chiamata Maria, che stava per sposarsi con Giuseppe, discendente di Davide. L'angelo gli disse: ecco, tu concepirai, partorirai un figlio e gli porrai il nome Gesù, perché sarà lui a salvare il suo popolo dai suoi peccati. La profezia del profeta Isaia diceva: perciò il Signore stesso vi darà un segno. Ecco, la giovane concepirà, partorirà un figlio e lo chiamerà Emanuele, che tradotto vuol dire Dio con noi. Maria, che era stata scelta per questo ruolo così speciale, sapeva che cosa volesse dire. Sapeva che quel bambino sarebbe stata la luce del mondo.
l'acqua di vita eterna, il pane della vita disceso dal cielo, il buon pastore che dà la sua vita per le pecore, la risurrezione, la via, la verità, la vita, l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, la parola che si è fatta carne. Gesù sarebbe stato grande, sarebbe stato chiamato Altissimo, il Signore gli avrebbe dato il trono di Davide suo padre. Lui regnerà per sempre e il suo regno non avrà mai fine. Maria, tu sapevi che il tuo bambino avrebbe camminato sulle acque. Tu sapevi che il tuo bambino avrebbe salvato il mondo. Tu sapevi che il tuo bambino era la vera luce e che quando baciavi il tuo bambino baciavi proprio Dio. Maria, tu sapevi che il tuo bambino avrebbe guarito i ciechi. Tu sapevi che il tuo bambino avrebbe calmato la tempesta. Tu sapevi che il tuo bambino era la vera luce e che il figlio che hai dato la luce, hai dato la luce per te. I ciechi vedranno, sugli ascolteranno e i morti vivranno e i muti canteranno lodi all'agnello. I ciechi vedranno, sugli ascolteranno e i morti vivranno e i muti canteranno lodi all'agnello. Maria, tu sapevi che il tuo bambino è il Signore della creazione. Sapevi che il tuo bambino regnerà sulle nazioni. Sapevi che il tuo bambino è l'agnello santo di Dio e che figli chi hai tra le braccia è il grande io sono. Lui è il grande io sono, è il grande io sono. Lui è il grande io sono, è il grande io sono. Lui è il grande io sono, Il verso è fatto è il carne, grande io sono, vissuto tra di noi. è il grande io Il sono, verbo era Dio, è il grande io sono, il principe di pace, il Dio Emanuele. è venuto per redimerci. Lui è il grande io Sarà che tu capivi che portavi nel tuo grembo
Sarà che tu intendevi la grandezza che tu porti. Io so che è difficile, Maria. Io so che hai tanta vergogna. Io so che le persone ti chiedono e tu non sai cosa rispondere. Ma c'è una grandezza dentro te. Sì, c'è una gloria dentro te. C'è la salvezza dentro te. C'è una storia dentro te, un progetto, una chiamata così potente che toccherà generazioni, generazioni, generazioni. La salvezza è dentro te, Maria, una gloria così grande dentro te. Tu non devi desistere, Maria. Tu devi continuare. Non desistere, Maria. Non desistere. Quello che è stato profetizzato si è compiuto, poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato, e il dominio riposerà sulle sue spalle. Sarà chiamato Consigliere Ammirabile, Dio Potente, Padre Eterno, Principe della Pace, per dare incremento all'impero e una pace senza fine al trono di Davide e al suo regno, per stabilirlo fermamente e sostenerlo mediante il diritto e la giustizia, da ora e per sempre. Questo farà lo zelo del Signore degli eserciti. Lo zelo del Signore degli eserciti è per sempre. Un altro giorno senza speranza. Non ho più forze. Da 12 anni le prime gocce sono venute. Io pensavo che fosse qualcosa di normale. Finché sono iniziati ad aumentarsi, fino a formarci un oceano di fallimento dentro di me. Qualcuno dicono che è una maledizione. Che presto questo brutto odore andrà via. Le vergogne che provavano con gli stranieri che passavano per casa mia, chiamandomi immunda. Le lacrime continuano a bailare sul mio viso. La salute mi dice addio. Sembra che mai avrò salute dentro di me. Cosa ho fatto per meritarmi questo gran castigo? Nessuno può immaginare questo che sto passando. Ma questo passerà. Incontrerò qualcuno che riuscirà a aiutarmi. Qualcuno mi aiuterà, sono sicura. Presto guarirò.
Entrei no meu jardim, colhi os teus perfumes para te dar, ó noiva minha. Entrei no meu jardim, colhi os meus perfumes para te dar, ó noiva minha. Questo è Gesù, un uomo che cura. Há qualcosa di diverso nel suo volto, nel suo sguardo. Basta che mi avvicini e lo tocco, che sarò curata. Devo solo crederci. Se toccassi solo un pezzettino della tua veste, sarei stata curata. No, non posso più crederci. È troppo tardi per me. Ha molto tempo quella donna soffriva tanto e nessuno poteva aiutare. Ha speso tutto con i migliori dottori e non servì, solo peggiorò. E poi sentì dire che lì passerebbe Gesù e che lui potrebbe aiutare. Udì i grandi fatti che Gesù fece e il suo cuore incominciò a sperare. Se solo ti toccherò, Signor, i miei dolori svaniranno. Se solo ti toccherò, Signor, sarò guarita, tutto cambierà. Ti toccherò. No, devo solo crederci. Questa è mia ultima possibilità. Maestro, maestro! Chi mi ha toccato? Maestro, a moltitudine di comprimi e chi ti chiede chi hai toccato, tutti ti toccano. Qualcuno mi ha toccato. Ho sentito che un potere è uscito da me. Chi mi ha toccato? Apresentati. Sono stata io. Sono stata io che ti ho toccata. Ho solo toccato un pezzettino della tua veste. Ti prometto che non sei immondo. Era solo il lembo della tua veste. Ma perché solo la mia veste? Sì, lo so. Avrei dovuto chiederti. Ma se tu mi toccassi, saresti anche tu considerato immundo, di acordo con la legge. Da 12 anni sangue non smette più. Ma ho creduto che, se potessi toccare il lembo della tua veste, sarei stata curata. Aveva ragione. Grazie mille. Ma chi ti ha detto che potevo curarti? Un uomo nella vasca. E aveva ragione. L'emorragia è finita. Figlia mia. Non sono più figlia di nessuno. Adesso, guardami. Sì che lo sei, figlia. Non è stata la mia veste a curarti. Ma ho sentito subito. È stato istantaneo.
lo so, ma non è stato questo, ma la tua fede. Ma maestro, lei sanguina da anni. Lei è pulita. Tu mi hai benedetta oggi, figlio. Lo so, immagino che sia stata una dura lotta. So che sei esausta. Adesso vai in pace. La tua fede ti ha curata. Sono stata curata! Sono stata curata! Sono stata curata! Sono così felice di averti incontrato, figlia mia. Sono stata curata! Ciao, bambini. Ciao bambini, come state? Che cosa avete fatto oggi? Sì. Ma maestro, ormai non siamo più bambini, siamo già adolescenti. Le persone dovrebbero essere tutte come voi bambini. Sì. Ma perché le persone dovevano essere così? Perché noi bambini siamo i più gentili e i più felici. Tu dici che devono essere gentili, ma Rabbino Giozia dice che il Messia ci chiuderà contro i Romani e che sarà un grande condottiero militare. Sì, davvero? Sì! Cosa ti piace mangiare? Mi piace mangiare il pane e il pesce. Wow! E tu? A me mi piace mangiare il pesce e il pane. Che buono! Sì, A me mi piace mangiare i mandarini. Io mi piace mangiare i broccoli. A me mi piace mangiare il gelato. Maestro, posso cantare una canzone che ho imparato? sì, poi? Voglio essere... Posso ballare anch'io? Sì. Voglio essere come un bambino e amarti per ciò che sei e tornare all'innocenza e credere soltanto in te.
volte sono portato a voglia di crescere e divento indipendenti. Aspetto di soltanto credere. Non posso vivere lontano dal tuo amore, Signore. Non posso vivere lontano dal tuo affetto, Signore. Non posso vivere lontano dal tuo abbraccio, Signore. Abbracciami, abbracciami, abbracciami con le tue braccia di amore. Andiamo bambini, andiamo a casa adesso. Mi daresti da bere? Mi hai sentito? Non lo sai che non si fa? Che cosa? Tu, un giudeo, che viene a chiedere dell'acqua a me, una donna, samaritana per giunta. Ti chiedi scusa. Dovevo dire per favore. Non è sicuro per te stare qua da solo. Neanche per te? Perché non vieni con le altre? E perché vieni così tardi? Le donne non vengono al posto quando fa più fresco. Nessuna di loro vuole essere vista insieme a me. Perciò mi tocca venire qua a mezzogiorno, al caldo e da sola, come mi hai appena ricordato. Ma perché non vuole essere vista insieme a te? È una lunga storia. Ecco.
Vorrei ancora un po' dell'acqua, per favore. È incredibile ciò che una gola secca può fare, vero? Non sono in cura per te. Forse alcuni del mio popolo dicono così di voi donne, ma io no. Tu cosa dici? Dico che se tu sapessi chi sono io, avresti chiesto acqua da me. Ma davvero? Io avrei dato acqua viva. Sì, ma questo pozzo è profondo e tu non hai niente per togliere l'acqua. E poi, perché hai bisogno di me se hai la tua propria riserva di acqua viva? È una lunga storia. L'acqua dei Giudei è migliore di quella dei Samaritani, vero? Non è quello che ho detto. Sei forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci ha dato questo pozzo. La tua acqua è forse migliore di quella della sua. Io conosco Giacobbe e dico che tutti coloro che bevono questa acqua avranno ancora sete. Ma quello che beve dall'acqua che io posso dare non avrà mai più sete. Sarebbe fantastico. L'acqua che io gli darò diventerà in tale persona una fonte che scaturisce in vita eterna. Davvero? Sì, davvero. Provamelo. Prima va, chiama tuo marito e torna. Io te lo proverò. Io non ho marito. Hai ragione. Hai avuto 5 mariti. E l'uomo con cui vivi oggi non è tuo marito. Ho capito. Sei un profeta e sei venuto a farmi la predica. No. Sai, l'unico lato positivo di venire qua da sola a mezzogiorno è che almeno posso scappare dall'essere giudicata. Sono qua per giudicarti. Ho commesso tanti errori nella mia vita, forse anche troppi, ma sono proprio uomini come te che non mi permettono di rimediare ai miei sbagli. I nostri antenati hanno adorato su questo monte, ma voi, giudei, dite che si deve adorare soltanto a Gerusalemme. Dicono così perché il tempio si trova lì. Esatto, dove non c'è permesso andare. Io sono venuto per rompere questa barriera. Ed è vicina ora in cui non adorerete più il Padre, né in questo monte, né a Gerusalemme. E allora dove devo andare quando devo adorare Dio? Io non ho mai ricevuto niente da Lui, ma anche se ricevessi, io non potrei ringraziarlo. Ovunque Dio è spirito e sta arrivando l'ora, anzi già è arrivata, in cui non importerà dove lo adori, ma che lo faccia in spirito e verità. Ecco, cuore e anima, questi sono i veri adoratori che il Padre non cercano. Non importa da dove vieni o cosa hai fatto. Crediti in ciò che ti dico. Signore, fino a quando non arriverà il Messia a risolvere tutta questa confusione, inclusa la mia confusione, io non mi fido di nessuno. Sbaglia quando dici non aver mai ricevuto niente da Dio. Questo Messia con cui parli sono io. Quel primo marito, tu eri una donna pura e felice di averti sposato, ma lui non era un buon uomo. Ti hai ferita e ti hai fatto dubitare del suo matrimonio e nella pratica della fede. Smettila. Il secondo, durante la notte della nozze, la sua pelle profumava di arance. Fino ad oggi, quando passa davanti a ele, a volta al mercato, ti senti in colpa per averlo lasciato, perché lui è l'unico uomo devoto con cui sei mai stata, ma ora ti senti indegna. Perché mi stai facendo questo? Non mi sono presentato al pubblico come il Messia. Tu sei la prima e sarebbe bello che mi credessi. Hai scelto la persona sbagliata. Credi che sia stato un caso che io fossi qua a mezzogiorno? Ma io sono rigettata da tutti. Lo so, ma non dal Messia. E tu sai tutte queste cose.
cose, perché sei davvero il Cristo. Sì. Sono così felice. Devo dire a tutti che ho trovato il Cristo. Ci contavo. In spirito e verità. In spirito e verità. E non sono più su monti e templi. Presto, solo nel cuore. Me lo prometti? Lo prometto. Ho appena trovato un uomo che mi ha detto tutto ciò che ho fatto nella mia vita. Lui deve essere veramente il Cristo. Lui è il Cristo. Ho trovato quest'uomo. Lui è il Cristo, lui è il Messia. Sì. Non importa più. Ho trovato il Cristo. Vicino al pozzo ero io, quando un uomo giudeo, visto la sete che c'era in me. Senza conoscermi sapeva e mi ha offerto una acqua che mai finirà. Dammi da bere che ho sete, non voglio più cercare in altri fonti. Non ritornerò a bere per la mia sete saziare, perché io ti ho ascoltato parlare. Tu sei ciò che io desidero, la fonte di vita che mi salvò, il dono di Dio, il Messia, il mio Salvatore.
Così la fama di Gesù si sparse per tutto Israele e moltitudini lo seguirono in cerca di cura e liberazione. I suoi miracoli iniziarono a spargersi tra il popolo. Molte persone furono curate ed alcune anche risuscitarono. Ma insieme alla moltitudine che camminava con lui c'erano anche i farisei, leader religiosi che cercavano come poterlo condannare. Lo giudicavano, non credevano fosse il Messia. Aspettavano solamente che lui infrangesse qualche legge di Mosè. Ma Gesù non aveva paura di loro. Non si preoccupava con quello che pensavano. Lui continuava a fare quello che Dio gli aveva ordinato. Aveva una direzione, un cammino da percorrere. Gesù era venuto sulla terra con l'obiettivo di compiere ciò che era stato profetizzato. Era venuto per il popolo, per manifestarsi a loro. Era venuto a salvare l'umanità. Non avrebbe smesso fino a compiere il suo proposito e la sua chiamata. C'erano persone che camminavano con lui, ma non sapevano chi fosse. Non lo conoscevano. Camminavano presi dall'ambizione di conquistare regni, distruggere nazioni. Pensavano che Gesù sarebbe venuto come un re di guerra. Credevano che il Messia non sarebbe stato uno che avrebbe camminato con gli impuri, con gli ubriachi o con le prostitute. Si aspettavano un leader di guerra. Ma Gesù non è venuto per quello. Il suo regno non è di qui. Uno di loro che camminava con Gesù lo tradì in cambio di poche monete. Vendette Gesù, il suo maestro, la persona con cui aveva mangiato, a cui aveva visto far miracoli. Ha tradito Gesù perché non aveva capito chi veramente era il suo maestro. Gesù fu catturato, Gesù venne umiliato, la sua schiena fu frustata, gli hanno strappato la pelle, le sue ossa erano visibili, ma nonostante tutto quel dolore non si arrese e continuò il suo proposito. Hanno preso Gesù, l'hanno trascinato a terra, hanno messo una croce sulle sue spalle, una corona di spine sulla sua testa, lo hanno portato nel posto più alto della città. Perché? Per umiliarlo. Gli hanno strappato le vesti e hanno tirato a sorte la sua tunica, così come dicevano le scritture. Hanno messo sulla croce un cartello per prenderlo in giro. C'era scritto Gesù Nazareno, il re dei Giudei, là nel luogo di vergogna chiamato Golgota. Hanno preso Gesù, hanno inchiodato le sue mani e i suoi piedi alla croce. Hanno alzato Gesù, ormai quasi senza forze, con 2 ladroni al suo fianco. Lui poteva scendere da quella croce, poteva fare di tutto, poteva liberarsi perché lui era il proprio Dio. Ma era venuto con un proposito, un obiettivo: portarci la vita eterna. Le persone ridevano e dicevano: se sei veramente figlio di Dio, scendi giù dalla croce e crederemo in te. Gesù guardò il cielo e il buio venne sulla terra. Il giorno divenne notte e Gesù disse: Eli, Eli, lama sabachthani, Dio mio, perché mi hai abbandonato? E di seguito gridò: è compiuto. Il velo si è strappato, la terra ha tremato, Gesù è morto. La luna e le stelle piangono perché il Salvatore è morto sulla croce.
suo sangue ha versato per i miei peccati, tutte le mie colpe su di lui. Con un ultimo respiro, mentre guardava i cieli, il sole del mattino si è spento. Una grande battaglia fatta contro la morte e il potere dell'inferno sconfitto fu. Dov'è Gesù? Dove sono gli angeli? Tornate qui! Perché? Perché hanno ucciso mio Signore? Perché? Lui è stato la unica persona che mi ha amato veramente. Lui vedeva in me ciò che io stessa non riuscivo a vedere. Le paure che le mie mani manettavano, i demoni che mi seguivano. E anche così Lui mi ha ritrovato e mi ha riportato la vita. Io ho avuto coraggio perché hanno spento la luce del mondo. Perché hanno ucciso mio Signore? Donna, perché piangi? Perché hanno ucciso mio Signore? Hanno preso il suo corpo e non lo so dove sia. Chi cerchi? Io già ti ho detto. Tu giardinieri, se lo sai dov'è mio Signore, dimmi, che così posso andare e prendi cura del colpo di mio Signore. Perché, mio Dio? Perché è successo tutto questo? Hai usato i fiori? Maria. Maestro, Gesù, sei vivo! Sei vivo, Gesù! Andiamo a Gerusalemme, dobbiamo dire a tutti che sei vivo. Calmati, Maria, non sono ancora andato dal Padre. Non posso crederti, come ho potuto dubitare? Era il terzo giorno, adesso capisco. Vai dai nostri fratelli, digano a tutti che sono vivo e vado al Padre mio, Dio tuo e Dio mio. Sì, io dirò a tutta la città, tutte le strade di Gerusalemme che tu sei vivo. Tu non sei più morto, tu sei vivo e è qui davanti a me. Gesù è vivo, Gesù è vivo. Annunziate
La terra ha tremato, il sepolcro si è mosso, il suo perfetto amor è per sempre. Oh morti, dove sei? Il re risuscitò, ha vinto contro te. Per sempre innalzato è, per sempre adorato è, per sempre lui ha vinto, risuscitò, risuscitò. Ehi, hai sentito dire quello che è successo? Sì, ho sentito e sinceramente non mi è piaciuto. Di che parlate? Non sai cosa è successo a Gerusalemme? Tutti ne stanno parlando. Non ho saputo. Cosa è successo? Non sai cosa è successo a Gerusalemme, a Gesù? Lui era un profeta, guidava moltitudini che lo seguivano, curava infermi, risuscitava i morti, era potente con le parole, realizzava opere incredibili davanti a uomini e a Dio, ma le autorità l'hanno preso e l'hanno condannato a morte. Noi credevamo che lui sarebbe stata la persona che avrebbe portato redenzione al nostro popolo. Ma 3 giorni fa che lui è morto. È cambiato. Ma è successa una cosa strana. Quando delle donne sono andate nella sua tomba, non l'hanno più trovato là, non hanno trovato il suo corpo. Hanno detto anche che è apparso un angelo ed ha annunciato che Gesù è vivo. Ma non era quello che dicevano i profeti, che Cristo avrebbe dovuto soffrire tutto questo per entrare nella sua gloria. Nonostante ciò ancora non ci credete. Mosè e i profeti avevano avvisato che questo sarebbe successo. Guarda ragazzi, siamo arrivati al villaggio. Ragazzi, vi saluto. Oh, No, dai, si sta facendo buio, è pericoloso camminare da solo. Mangia con noi. con noi. Ragazzi, facciamo una preghiera. Mio Dio, ti ringrazio per questo momento, Signore. Ti ringrazio per questo pane. Amen. Quando spezzo il pane, i nostri occhi si aprirono e abbiamo visto chi sei tu. Il suono della tua voce, i nostri cuori bruciano d'amore, bruciano d'amore. Hai sentito la sua preghiera? Hai visto come lui ha spezzato il pane? Questa voce è lui! È Gesù! È Gesù! Dov'è? Dov'è? Gesù! Dove sei? Non è più
Ero sicuro che era lui. Quando camminavamo con lui, i nostri cuori bruciavano di quando parlava le scritture. Era lui. Andiamo a dire ai discepoli, andiamo. Andiamo, che lui è vivo. Lui è con te. Lui cammina con te tutti i giorni della tua vita, in tutti i momenti della tua vita. A volte non riusciamo a vedere, neanche sentire la sua presenza. Siamo così preoccupati, pieni di cose da fare, non riusciamo a sentirlo, nemmeno sentire la sua voce. Ma che questa sera la presenza del Signore Gesù, che è qui con noi, ti faccia vedere la strada. Lui è la via, Lui cammina con te tutti i giorni della tua vita. Lui cambia la tua storia, Lui cambia la tua vita perché Lui è vivo. Gesù è vivo, Lui vive tra di noi. Andiamo! Andiamo! E quando spesso il pane, i nostri occhi si aprirono e abbiamo visto chi sei tu. Il suono della tua voce, i nostri cuori riempiono d'amore, riempiono d'amore. Prima dell'inizio era il Verbo. Io ho abitato tra di voi. Chi sei tu in questa storia? La donna del flusso di sangue, che ha dovuto rompere le sue paure e la sua vergogna e usare la sua fede? O la samaritana, che ha dovuto riconoscere chi veramente era e sapere che io potevo trasformare la sua vita, curare i suoi dolori e dargli l'acqua viva che scaturisce in vita eterna? Sarai come Maria, che continua a parlare di me a tutti, spargendo che posso salvare, curare e restaurare. Incontra-mi nei tuoi cammini. Sono morto per darti la vita eterna. Sto preparando un posto dove potremo rimanere per sempre insieme. Riesci a vedere mia casa tua? Il mio sacrificio nella croce è stato affinché potessimo rimanere per sempre insieme in comunione. Io ti amo, io sono vivo e presto tornerò. Cantiamo alleluia, cantiamo alleluia, cantiamo alleluia. Egli vive. Tu puoi essere in piedi. Cantiamo alleluia, cantiamo alleluia, cantiamo alleluia. Egli vive. Cantiamo alleluia, cantiamo
È stato uno spettacolo, un musical meraviglioso. Foi um espetáculo muito maravilhoso. Ma io credo Mas eu acredito che lo spettacolo più bello o espetáculo maior possa ancora dover iniziare. pode acontecer agora. Io credo che il desiderio di Dio Eu acredito que o desejo de Deus non sia semplicemente quello che tu abbia provato delle emozioni in questo momento. não seja simplesmente que você sentiu emoções nesse momento. Credo che il primo desiderio di Dio Porque eu acredito que o primeiro desejo de Deus è quello che attraverso questa rappresentazione é que através dessa representação possa iniziare a esserci un cambiamento reale di vita possa acontecer uma mudança real de vida in questa chiesa, nessa igreja, nelle vite delle persone qua presenti. na vida das pessoas aqui presentes. Gesù è vivo, Jesus é vivo, egli vive. Ele vive. Puoi dichiarare questo: Gesù è vivo. Você pode declarar isso, Jesus é vivo. E Gesù è presente. E Jesus está presente. È stato detto qua. Foi dito isso. Gesù è presente con te in ogni momento della tua vita. Jesus está com você em todos os momentos da sua vida. Gesù è presente con te quando ti alzi la mattina. Jesus está com você quando você se levanta pela manhã. Gesù è presente con te quando vai a dormire. Jesus está com você quando você vai dormir. Gesù è presente con te finché lavori, finché vai a scuola. Jesus está com você quando você trabalha, quando você vai para a escola. Gesù è con te nelle tue vittorie della tua giornata. Jesus está com você quando você tem as suas vitórias no seu dia. Gesù è con te anche nei momenti tristi. Jesus está com você nos momentos tristes. In quei momenti tristi che hai passato, Nos momentos tristes que você passou. non pensare che Gesù non fosse lì. Não pense que Jesus não estava ali. Anche se tu forse ti chiedevi dov'è Dio, Talvez você se perguntou onde estava Deus. Lui era lì. Ele estava ali. Gesù è con te quando sbagli, Jesus está com você quando você erra. quando hai commesso quel peccato. Quando você cometeu um pecado, Gesù era lì Jesus estava ali e ti stava perdonando. e te estava perdoando. Gesù è vivo. Jesus é vivo. E oggi io voglio farti un invito. E hoje eu gostaria de te fazer um convite. Se forse tu non hai mai dichiarato questo, Talvez você nunca declarou isso. o se forse oggi ti senti lontano da Gesù, Ou talvez você está se sentindo longe de Jesus. tu oggi puoi dichiarare Hoje você pode declarar che Gesù è il tuo Signore e Salvatore. que Jesus é o teu Senhor e Salvador. Non solo con la bocca, Não somente com a boca, ma con la tua vita. mas com a tua vida. A Gesù non interessa che tu dichiari questo con la tua voce. Jesus não interessa que você declare isso com a tua voz. Gesù vuole che tu lo dichiari con la tua vita. Jesus quer que você declare isso com a tua vida. Per questo ai suoi discepoli un giorno disse: Por isso, aos seus discípulos, um dia ele disse: chi vuole venire dietro a me quem quiser vir após mim, deve prendere la sua croce e seguirmi. tem que pegar a sua cruz e me seguir. Deve essere disposto a dichiarare questo con la tua vita, Tem que ser disposto a declarar isso com a tua a vida. prendere questa croce, A pegar a sua cruz. a fare come c'è scritto in Galati 2:20. A fazer como está escrito em Gálatas 2:20. Sono stato crocifisso con Cristo. Eu sou crucifixo com Cristo. Adesso io non vivo più, Agora eu não vivo ma mais, Lui vive in me. mas Ele vive em mim. Sei disposto a dichiarare questo? Você gostaria de declarar isso? Sei disposto a essere crocifisso con Cristo? Você está disposto a ser crucifixo com Cristo? Sei pronto a far morire la tua carne per Lui? Você está pronto a fazer morrer a tua carne para Ele? C'è una grande promessa nella parola di Dio. Tem uma grande promessa na palavra de Deus. C'è scritto che chi morirà con Cristo, Está escrito que quem morrer com Cristo, con Lui anche vivrà. com Ele também vai viver. E con Lui anche regnerà. E com Ele também vai reinar. Il piano che Dio ha per te, O plano que Deus tem para il você, piano che ti ha portato fino qua oggi, o plano que te trouxe até aqui hoje, non è per la tua vita, não é para tua vida, non è per questa vita, não é para essa vida, non è per questa terra, não é para essa è terra, per quello che deve ancora é para venire. aquilo que tem aqui a acontecer È ainda. per la vita eterna che Gesù ci ha permesso di vivere É para a vida eterna que Jesus vai nos permitir viver attraverso il suo sacrificio. através do seu sacrifício. Sei disposto a dichiarare Você está disposto a declarar che Gesù è il tuo Signore, il tuo Salvatore? que Jesus é o teu Senhor e teu Salvador? Lo spettacolo più bello O espetáculo maior e mais bonito
Può iniziare adesso. Pode iniciar agora. Se questa sera in questo luogo Se nessa noite, nesse lugar, c'è qualcuno disposto a riconciliarsi con tem Dio, alguém disposto a se reconciliar com Deus. per questo motivo, in questo momento, Por esse motivo, neste momento, se c'è qualcuno in questa chiesa se tem alguém nessa igreja che non ha mai dichiarato que nunca declarou che Gesù è il suo Signore, que Jesus é o seu Senhor, io voglio invitarlo a venire qua davanti per fare una preghiera. gostaria de te convidar a vir aqui na frente para Ou nós se fazermos uma oração. O se c'è qualcuno in questa chiesa Ou se tem alguém nessa igreja che oggi sente che ha bisogno di riconciliarsi con il Padre, que hoje sente que precisa reconciliar com o Pai, che sente che ha bisogno di riconciliarsi con questo Gesù, que precisa se reconciliar com esse Jesus, questo Gesù che ha dato la vita per te. esse Jesus que deu a vida por você. In questo momento noi vogliamo pregare per tutte queste persone. Neste momento nós queremos orar por todas essas Se c'è pessoas. qualcuno che desidera una preghiera speciale in questa serata speciale, Se tem alguém que precisa de uma oração especial nesse dia especial, io lo voglio invitare a venire qua davanti, gostaria de que você viesse até na frente, dove presbiteri, i missionari di questa chiesa pregheranno per onde te. nossos presbíteros e missionários vão orar por você. Amen. Amém? Tu che vuoi questa preghiera, tu che vuoi accettare Gesù, tu che vuoi riconciliarti con Lui, Você que quer essa oração, você que quer se reconciliar com Ele, tu che hai bisogno di una guarigione, tu che hai bisogno di una cura che Lui può dare, você que precisa de uma cura, de uma libertação que só Ele pode dar. tu che forse oggi hai vergogna, Tu talvez hoje tenha vergonha, ma attraverso questa rappresentazione mas através dessa representação, sei disposto a fare come quella donna samaritana você está disposto a fazer como aquela mulher samaritana e andare ad abbracciare questo Gesù. e vir abraçar esse Io Jesus. ti invito a venire qua davanti. E te convido a vir até aqui na frente. Per tutte quelle persone che verranno qua, noi pregheremo. Para todas aquelas pessoas que virão aqui na frente, nós iremos orar. Amen. Amém?
questo momento per coronare questa nostra serata di Pasqua, dove più di ogni altra ricordiamo e celebriamo la morte e la resurrezione del nostro Signore Gesù. Faremo la nostra Santa Cena. Tu che sei battezzato, sei benvenuto a partecipare. Tu che sei in comunione con la Chiesa, sei benvenuto a partecipare. Tu che ancora non sei battezzato nelle acque, arriverà il momento in cui Dio toccherà il tuo cuore e anche tu parteciperai di questo tempo meraviglioso e prezioso. Ma ti prego anche tu che possa gioire di questo momento insieme a tutti noi, perché Gesù è morto per me come per tutte le persone qua presenti, e per noi è anche risorto. Dice così la parola della Santa Cena. E mentre mangiavano, Gesù prese del pane e, fatta la benedizione, lo ruppe e lo diede loro e disse: prendete, questo è il mio corpo. Poi preso il calice e rese grazie, lo diede loro e tutti ne bevvero e disse loro: questo è il mio sangue, il sangue del patto, il quale è sparso per molti. In verità io vi dico che non berrò più del frutto della vigna fino a quel giorno che lo berrò di nuovo nel regno di Dio. Allora i soldati lo condussero dentro la corte, che è il pretorio, e radunarono tutta la corte e lo vestirono di porpora e, intrecciato una corona di spine, gliela misero intorno al capo e cominciarono a salutarlo: salve, re dei Giudei, e gli percutevano il capo con una canna e gli sputavano addosso e, postisi in ginocchio, si prostravano davanti a lui. Dopo averlo schernito, lo spogliarono della porpora, lo rivestirono delle sue proprie vesti e lo condussero fuori per crocifiggerlo. Poi lo crocifissero e si spartirono le sue vesti tirandole a sorte per sapere che ne toccherebbe a ciascuno. Era l'ora terza quando lo crocifissero. L'iscrizione indicante il motivo della condanna diceva: il re dei Giudei. Con lui crocifissero 2 ladroni, uno alla sua destra e l'altro alla sua sinistra. Venuta l'ora sesta si fecero tenebre per tutto il paese fino all'ora nona. E all'ora nona Gesù gridò a gran voce: Eloi, Eloi, lama sabachthani, che interpretato vuol dire: Dio mio, perché mi hai abbandonato? E alcuni degli astanti, udito ciò che dicevano: ecco, chiama Elia. E uno di loro corse, e inzuppata d'aceto una spugna e postala in cima una canna, gli diede da bere, dicendo: aspettate, vediamo se Elia viene a trarlo giù. E Gesù, gettato un gran grido, rese lo spirito, e la cortina del tempio si squarciò in 2 da cima a fondo. E il centurione che era lì presente di fronte a Gesù, avendolo visto spirare in quel modo, disse: veramente quest'uomo era figlio di Dio. Il primo giorno della settimana, la mattina molto presto, esse si recarono al sepolcro, portando gli aromi che avevano preparato, e trovarono la pietra rotolata dal sepolcro, ma essendo entrate non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre se ne stavano perplesse di ciò, ecco che apparvero davanti a loro 2 uomini in vesti sfolgoranti, ed essendo impaurite chinarono il viso a terra, ed essi dissero loro: perché cercate il vivente fra i morti? Egli non è qui, ma è risuscitato. Amen. Padre, nel nome di Gesù, in questa serata, Signore, di perdono, in questa serata di benedizione, in questa serata di ravvedimento, in questa serata di riconciliazione, in cui noi ricordiamo la tua morte, la tua resurrezione, noi celebreremo, Signore, la Santa Cena come tu ci hai insegnato. Io ti chiedo, Padre, che questi alimenti, questo succo e questo pane, quando entreranno in noi, ci possano ricordare ancora una volta che tu sei vivo, che tu sei vivo, Padre, che tu vivi in noi, che tu sei presente nelle nostre giornate, che tu sei presente nelle nostre vite e che mai ci abbandonerai e mai ci hai abbandonato.
Io ti prego, Signore, nel nome di Gesù, che questa sera questa chiesa possa essere benedetta da questa santa cena, ma ancora di più dalla tua presenza viva nelle nostre vite. Io ti prego per questo, nel nome di Gesù. Amen.
C'è qualcuno che non ha preso gli alimenti? Ok. Allora, come il nostro Signore Gesù ci insegniamo, tutti insieme come uni in Cristo, come un solo corpo, prendiamo questo pane che per noi rappresenta il corpo di Cristo. E dopo il pane tutti insieme beviamo da questo calice che per noi rappresenta il sangue che quel giorno Gesù ha versato per me e per te. Stiamo per finire la nostra serata, il nostro adorarti di Pasqua. Chiedo se possiamo accendere le luci. Prima di finire dobbiamo fare ancora un paio di cose. Prima cosa che dobbiamo fare è la cosa che tutti quanti stavate aspettando, ovvero il momento delle offerte, no? So che tutti quanti stavate aspettando questo momento qua, quindi in questo momento sarà portato qua la cassa delle offerte. Tu che hai portato la tua offerta, la tua decima oggi, in questo momento sei benvenuto a portarla. Vogliamo fare una preghiera per queste offerte. Tu che oggi non hai in cuore di portare la tua offerta, non c'è nessun problema, nessuno è costretto a fare niente. Gesù ci ha detto che dobbiamo portare con gioia alla sua casa. Tu che hai gioia oggi di portare un'offerta, tu che credi che in quest'opera Dio ancora salvi persone, tu
che credi che in quest'opera lo Spirito Santo ancora battezzi vite, allora tu sei benvenuto a portare la tua offerta. Tu che oggi non hai in cuore di portarla, non preoccuparti, Dio un giorno magari toccherà nel tuo cuore e anche tu la porterai. Ci sarà la missionaria Katia là dietro che ti potrà aiutare col posto che vuoi fare la tua offerta in questo modo. Soltanto vi chiedo se possiamo alzarci un'altra volta in piedi per fare insieme una preghiera, per benedire le decime, le offerte, tutto ciò che oggi entrerà, affinché possa essere usata al meglio per l'opera del Signore, perché questa casa possa continuare a andare avanti e salvare vite e compiere la sua missione, e affinché le nostre case possano essere benedette. Amen. Padre, nel nome di Gesù, in questo momento voglio pregarti per ogni decima, per ogni offerta, Signore, che sarà portata oggi alla tua casa, Dio, per ogni primizia, per il meglio che tu hai messo oggi nel nostro cuore. Io ti chiedo, Signore, che tutto ciò che oggi entrerà possa essere usato al meglio per la tua opera, per l'avanzamento del tuo regno su questa terra, affinché vite possano ancora una volta arrendersi davanti a te, riconoscendoti come loro Signore e Salvatore, credendo in quel sacrificio che tu hai fatto quel giorno. Io ti chiedo anche, Padre, di benedire ogni casa qua rappresentata, che la tua presenza viva e reale possa essere sempre presente e possa essere sempre vista chiaramente da tutti quanti noi nelle nostre case. Io ti prego per questo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Prima di concludere volevo ringraziare prima di tutto Dio, no, per questa serata meravigliosa che abbiamo passato alla sua presenza, per tutto quello che ha fatto in generale, per il motivo per cui siamo qua, per questa Pasqua che stiamo festeggiando, ma anche per come ha fatto sì che questo culto potesse essere reso possibile. Insieme, dopo ovviamente Dio, voglio ringraziare ogni persona che si è adoperata perché tutto questo potesse essere possibile, tutte le persone là dietro della regia, le luci, i suoni, hanno fatto tutti quanti un lavoro meraviglioso. È il primo musical che facciamo, forse sarà l'ultimo perché sono venuti un po' di capelli bianchi a qualcuno, ma speriamo di no. Ma ovviamente volevo ringraziare anche tutti i nostri attori, che volevo chiedere di se potessero venire qua davanti. Tutti gli attori, forza signori, venite, venite. Gea, anche ormai nessuno lo chiama più Gea in questa chiesa, è Gesù per tutti. Amen.
il nostro fratello Fernando, scenografo d'eccezione, ha passato le sue ferie in chiesa a lavorare dalle 8 di mattina fino alle 2 di notte per creare tutta la scenografia. Grazie mille, grazie a tutti quanti voi che vi siete adoperati per questa bellissima serata. Però tra tutti quanti loro c'è una persona che volevamo omaggiare in un modo diverso, una persona che sicuramente più di tutti quanti si è adoperata affinché tutto questo potesse essere possibile, che ha sopportato, che ha pazientato, che ha dedicato le sue giornate a questo spettacolo. E ovviamente stiamo parlando della nostra regista Rosangela. Un passo avanti per piacere. Amen. Sappiamo che tutto l'onore, che tutta la gloria va a Dio, no? Ma sappiamo anche che Dio innalza persone affinché la sua opera possa essere fatta su questa terra, e in questo tempo, per questo motivo, per ciò che è stato fatto e visto qua oggi, ha innalzato questa donna affinché persone potessero essere toccate dal suo spirito questa sera, attraverso ovviamente la vita di tutti quelli che hanno partecipato e realizzato questo spettacolo. Quindi grazie a tutti quanti per tutta la dedicazione, l'eccellenza che avete messo in questo lavoro. Che Dio benedica, ricompensi tutti quanti voi per ciò che avete creato e per come Dio vi ha usato per toccare oggi vite e anime qua presenti, e che in nome di Gesù attraverso questo spettacolo possa essere solo un seme che porti grandi frutti nelle vite delle persone qua e di tutti coloro che hanno visto e ancora vedranno questo musical. Amen. Facciamo un altro applauso. Amen. Fratelli, ci alziamo, finiamo il nostro culto. Facciamo questa preghiera finale chiedendo la benedizione di Dio sulle nostre vite, sulle nostre case, e abbiamo anche una richiesta di preghiera della sorella Eliane, quindi in questa ultima preghiera mettiamo anche lei affinché Dio possa visitarla, possa portarle ciò di cui oggi ha necessità, per la quale sta chiedendo alla Chiesa questa preghiera. Amen. Preghiamo insieme, ringraziamo il Signore, chiediamo la sua benedizione per le nostre vite. Padre, nel nome di Gesù voglio ringraziarti in questa serata meravigliosa che ci hai permesso di passare alla tua presenza, dove ancora una volta ti sei dimostrato vivo e reale in mezzo a noi in questa chiesa. Io ti chiedo, Signore, che serate così possano ripetersi e ripetersi all'infinito, non solo all'interno di questa chiesa, ma anche nelle nostre case. Per questo io ti chiedo, Signore, la tua benedizione su ogni casa qua rappresentata, su ogni vita qua presente, Signore, che la tua gioia, la tua pace, Signore, il tuo amore venga a essere sempre presente in mezzo a noi, Signore, e ancora di più in noi. Questa sera ti preghiamo anche per questa sorella, Signore Eliane. Vieni a visitare la sua casa e allo stesso modo porta benedizioni nella sua vita. Vieni a curare, Signore, vieni a toccare dove c'è da toccare. Ti chiediamo, Padre, che le tue benedizioni possano riempire, Signore, ogni famiglia di questa chiesa e ogni famiglia qua presente, nel nome del tuo Figlio Gesù, che è risorto ed è vivo in mezzo a noi. E che l'amore di Dio Padre, che la grazia di Gesù Cristo e che lo Spirito Santo di Dio siano con tutti noi, e come uno in Cristo possiamo dire Amen. C'è da mangiare, quindi non andate via, state qua, adesso prepareremo un buffet là e mangiamo qualcosa insieme prima di tornare a casa per festeggiare la Pasqua tutti insieme.